Seconda estemporanea di pittura a Porto Levante, siamo con una delle organizzatrici. Cosa state facendo qua a Porto Levante? Quante persone si sono iscritte e che soddisfazione è rappresentare il nostro territorio con la pittura e con gli artisti? Buongiorno a tutti, siamo appunto con l'Ufficio Turismo, abbiamo organizzato la seconda edizione di un'estemporanea di pittura che si chiama Porto Viro e il Po e il suo delta e praticamente cerchiamo di promuovere il nostro territorio. Ovviamente quest'anno siamo nella località che è un borgo marinaro di Porto Levante e abbiamo avuto 30 iscritti circa, speriamo insomma che qualcun altro arrivi nella giornata e questi pittori si cimenteranno nel promuovere appunto e nel disegnare il nostro territorio e poi alle 4 ci consegneranno i loro quadri. Ci sarà un buffet, la giuria che nel frattempo selezionerà i 4 migliori quadri che ci avranno consegnato e poi abbiamo anche dei premi in denaro. Nel frattempo che la giuria deciderà il vincitore avremo anche un piccolo intrattenimento musicale, quindi una giornata che si pensa sarà molto intensa e anche molto bella, speriamo nel tempo. Per questa manifestazione dobbiamo assolutamente ringraziare chi ci ha sostenuto e crede nel Comune di Portoviro, nell'amministrazione e soprattutto nel nostro territorio. In primo l'Adriatica LNG, che è il nostro sponsor per la maggiore, che è ovviamente sempre molto sensibile ai temi del turismo, dell'ambiente e del paesaggio, quindi quale occasione migliore se non questa estemporanea. E poi dobbiamo ringraziare veramente di tutto cuore Primo Nuvoletto della Commerciale Ferramenta che ci sostiene sempre ed è sempre vicino alle iniziative dell'amministrazione ma anche di tutto poi le organizzazioni e le associazioni del nostro comune. Quindi un grazie sentito veramente, e ci sono io, ma sicuramente anche da parte dell'assessore al turismo Michela Girardello e da parte dell'amministrazione del sindaco Valeria Mantovà. Quanto è soddisfazione avere artisti da tutte le parti d'Italia qua a Porto Levante? È un'enorme soddisfazione anche perché sono veramente tutti bravissimi, perché un'estemporanea dà anche dei problemi, nel senso che hanno un tempo ben limitato per fare delle opere d'arte. E volevo solo dire qual è il senso di questo concorso che è giunto alla seconda edizione? È che secondo noi il Delta del Po è proprio un'opera d'arte. E quindi quale modo migliore per promuovere il nostro territorio se non quello di farlo riprodurre da questi straordinari artisti? Per noi è una soddisfazione enorme. Il tempo... Ma un pittore finito un quadro riesce a essere soddisfatto del quadro che ha fatto? Mai al mondo, non succederà mai, no. Né per i grandi maestri neanche per i dilettanti. Oggi l'arte appartiene a tutti e tutti dovrebbero averla in dotazione, invece purtroppo il mondo è visto come